Nel Duomo di Lonigo l'ultimo saluto al campione di ciclismo Davide Rebellin, travolto e ucciso da un tir mentre era in sella. La sua bici, dolore e rabbia, lo sfogo di Simoni, l'Italia fermi, le stragi sulle strade. Due tragedie nelle ultime ore nel bellunese. A Feltre è morta un 87enne investita da un'auto mentre camminava a bordo strada. A Longarone è deceduto un 44enne di Sedico precipitato da una falesia. Sono ancora molto agitata, sono le parole dell'anziana rapinata in casa a Treviso a pochi passi dalla questura. Insieme alla badante il sindaco scrive al Viminale chiedendo più agenti in strada. Nel giornalino parrocchiale pubblica la foto del ladro in azione durante numerosi raid. La comunità deve essere sostenuta, così Don Gianni, parroco a Carpenedo a Mestre. A Palazzo Balbi conferenza stampa di fine anno del presidente Zaia, che ha fatto il bilancio del 2022 e individuato le priorità per il 2023 con l'autonomia in primo piano. Lezioni di educazione civica e sicurezza stradale ai migranti. La polizia locale di Treviso entra all'ex caserma Serena e spiega il corretto utilizzo di bici e monopattini, ma anche il conferimento dei rifiuti. Appuntamento da non perdere questa sera alle 21:15 su Antenna 3 con il concerto di Natale diretto dal maestro Diego Basso con i musicisti dell'Art Voice Academy di Castelfranco. Buonasera, bentrovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali l'ultimo saluto di Lonigo al campionissimo Davide Rebellin, morto, travolto e ucciso da un tir mentre era in sella alla sua bicicletta il 30 novembre scorso a Montebello Vicentino. È stato il giorno del dolore. Tutta Lonigo si è fermata, troppo forte il legame con il suo campione, con quel Davide Rebellin che quando gareggiava in tutto il mondo portava con orgoglio con sé il nome di Lonigo e di Vicenza. Per la cerimonia funebre Don Matteo Nicoletti, il vicario del Duomo di Lonigo, ha avuto parole di grande vicinanza alla famiglia di Davide e per il loro campione. Sono convinto che chi ha conosciuto Davide, e in questo tempo me lo ha testimoniato, ha fatto esperienza dell'amore che è circolato nella sua vita. Una vita dedita al ciclismo, passione ricevuta dal papà Gedeone che abbiamo salutato a luglio. Una vita umile e vissuta con fede e devozione. Per l'ultimo saluto, familiari, amici, tifosi hanno messo nel cassetto la rabbia per come Davide è stato strappato al loro affetto e hanno pensato solo a condividere il dolore, a dare l'immagine di una vera comunità, una grande famiglia, tranne Gilberto Simoni, ex professionista fino al 2010 e compagno di Davide nella squadra militare, che non ha trattenuto la rabbia. Quasi un morto al giorno in bicicletta, che rabbia e che vergogna, la stessa vergogna che ho verso uno Stato che non riesce nemmeno a prendere in considerazione di fermare questa strage. Un paese che in quanto a giustizia e sicurezza sociale non si può definire all'avanguardia. L'ultimo saluto a Davide è stato nello striscione che i suoi amici hanno srotolato sopra il bar della piazza di fronte al Duomo. Sei un grande esempio di umiltà e tenacia, e lungo questo filo conduttore si sono sviluppati ricordi fatti prima della cerimonia da nipoti, colleghi e compagni di scuola. Sei stato veramente un grande e ti voglio dire, sei stato un grande esempio per tutti noi. Poi, preceduto dai poliziotti motociclisti e tra duelli di folla, Davide è partito per Madonna di Lonigo, la frazione dove vive la famiglia e dove è stato sepolto con una cerimonia strettamente privata dopo il bagno di folla in Duomo. Ai funerali di Rebellin anche i grandi campioni del passato come Claudio Chiappucci e Gianni Bugno, ma anche il meccanico di Davide, il medico sportivo che l'ha visto crescere, addetti ai lavori che ricordano le qualità del campione di Lonigo, con il sindaco che promette che la città farà sempre qualcosa per onorarne la memoria. Eravamo alla cena dell'ultima gara che ha fatto. Ci siamo divertiti, abbiamo bevuto qualche bicchiere in più, però Davide è semplice, un corridore semplice, ci stava con tutti, insomma, dava la parola, però un ragazzo semplice, era veramente da onorare. A 19 anni, in pieno maggio, quando doveva fare il mondiale dopo qualche mese, in una corsa nell'Emilia Romagna incrociò un motorino e il naso andò in 1000 pezzi, la mano pure, 2 vertebre pure, quindi rimase 40 giorni a letto disteso,
ma mai una lacrima scese dai suoi occhi e mai un lamento. Poi riprese con un po' di paura, ma poi tornò più forte di prima. Nonostante siano stati anche rivali, ma la semplicità dell'uomo e l'umiltà di quello che faceva l'ha dimostrato fino alla fine. Purtroppo ci ha lasciato quando lui aveva deciso di smettere di correre, nel momento in cui sicuramente lui avrebbe potuto continuare a vivere la sua vita tranquilla, di post carriera. Purtroppo è successo quello che è successo e siamo qua. L'ultima volta che l'ho visto era stato giù al galà dell'UCI a Monte Carlo. L'avevo visto lì dopo un po' di tempo che non lo vedevo, non pensavo di venire qua oggi. Oggi il sentimento più forte è quello della partecipazione al dolore. Siamo sui sentimenti nobili. Adesso dobbiamo stare vicini alla famiglia, onorare gli impegni che ci siamo presi, perché noi dedicheremo qualcosa di imperituro a Davide e organizzeremo comunque per l'anno prossimo questo suo addio al professionismo che non siamo riusciti a organizzare quest'anno, e lo faremo coinvolgendo i ragazzini come lui voleva fare e faremo festa. Nel bellunese ora per due tragedie che si sono consumate nell'arco di pochissime ore. Due famiglie strette nel dolore alla vigilia di Natale. Un tragico destino ha strappato alla vita Sergio Casagrande, 44 anni, originario di Belluno ma residente a Sedico, con la moglie Anna De Salvador e due figli piccoli. Sergio è morto ieri pomeriggio precipitando da una falesia della palestra di roccia a Podenzoi di Longarone, dove si era recato per arrampicare in auto sicura. L'uomo è stato trovato privo di vita nella serata di ieri dagli uomini del soccorso alpino, allertati dalla telefonata di un amico che avrebbe dovuto incontrare in serata. Sergio Casagrande lavorava alla Luxottica, all'ufficio gestione e coordinamento dati dell'azienda, amava la montagna e la fotografia. I suoi lavori restano fissati nel blog che aveva aperto e in cui pubblicava immagini di architettura, passione che condivideva con la moglie, e di paesaggi. Ai carabinieri il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente, che non ha avuto testimoni. Sempre ai militari dell'Arma, in questo caso di Feltre, il compito di accertare le cause dell'investimento in cui ieri pomeriggio ha perso la vita Odilla Correnta, di 87 anni, travolta mentre passeggiava con il genero lungo la provinciale che collega Foen a Villabruna. La donna è stata investita a pochi metri dalla sua abitazione. Per l'87enne non c'è stato nulla da fare. Il genero, Marco Dalla Gasperina, di 60 anni, conosciuto in città per la sua professione di direttore di banca, è rimasto ferito e trasportato al Santa Maria del Prato. L'investitore è un automobilista di Montebelluna che è stato portato al pronto soccorso per l'alcol test di rito previsto nel caso di incidenti gravi. Sono ancora molto agitata, queste le parole della donna rapinata in casa, imbavagliata e legata in pieno giorno a Treviso, a pochi passi dalla questura, insieme alla badante. Un fatto inquietante, dice lo stesso sindaco, che ha scritto al Viminale chiedendo più agenti in strada. Io non desidero parlare perché sono molto agitata, mi dispiace, ma non desidero parlare più di questa cosa. È ancora sconvolta la signora Rosanna, vittima, così come la sua badante, di una rapina brutale in pieno giorno in via Bastia, a pochi passi dalla questura di Treviso. I fatti risalgono a mercoledì mattina, sono da poco passate le 10 quando l'avvocato Nicola Vitale esce dalla sua villetta per andare all'edicola. È a questo punto che un malvivente entra in casa, probabilmente dalla porta finestra affacciata sul cortile. L'uomo prima trova la badante, che viene imbavagliata e immobilizzata con delle fascette di plastica, stessa sorte che tocca poco dopo alla proprietaria di casa, Rosanna, 81 anni, che si trova al primo piano sul pianerottolo. Con del nastro adesivo le lega polsi e caviglie e si fa indicare il luogo dove si trovano soldi e gioielli. Sono minuti concitati. Nel frattempo l'avvocato Vitale rientra con il malvivente che si dà alla fuga attraverso la porta d'ingresso. Immediato l'allarme, dalla vicina questura arrivano delle pattuglie che liberano le donne e acquisiscono le prime informazioni. Si cerca un uomo alto, 1,70 m, corporatura esile, dall'accento neutro, ignota la provenienza. Nicola e Rosanna Vitale sono i genitori di Sossio, anche lui legale e già consigliere comunale. Questa mattina ho sentito l'amico Sossio Vitale, al quale ho portato ovviamente la mia vicinanza, a lui, alla mamma, alla badante. Primo cittadino che chiederà un incontro alla questura, non solo. Scriverò però al Ministro degli Interni, perché un elemento fondamentale è quello che gli organici devono essere assolutamente migliorati. A stringersi attorno ai coniugi Vitale sono anche i vicini di casa.
Noi abbiamo parlato con la signora Vitale il pomeriggio di mercoledì. Era chiaramente scossa e ancora abbastanza turbata. Poveretti, soprattutto la signora. Non era tanto bene così. È possibile un gesto del genere in pieno giorno? Guardi, io proprio non so capacitarmi proprio di questa cosa. Nel giornalino parrocchiale pubblica la foto del ladro in azione durante numerosi raid. La comunità deve essere sostenuta, così Don Gianni Antoniazzi, parroco della chiesa di Carpenedo a Mestre. Ha reso pubblico il fotogramma del ladro in azione, stanco della raffica di furti subiti più che quotidianamente dalla comunità. Protagonista dell'episodio è Don Gianni Antoniazzi, parroco di Mestre, già ribattezzato il prete Sentinella. A me non piace tanto il titolo di sentinelle perché credo che sia nella natura della persona umana essere responsabili della vita anche degli altri. La foto pubblicata sul giornalino parrocchiale dopo che le telecamere intorno alla canonica di Carpenedo hanno ripreso il ladro nelle ben 3 ore di azioni criminali, a cominciare dalle 3 del mattino quando, utilizzando un tombino come ariete, ha prima sfondato la vetrina della pasticceria aperta da poco in Viale Garibaldi, per poi creare ulteriori ingenti danni anche ai negozi vicini. Le telecamere aiutano abbastanza in questo periodo, però abbiamo bisogno di custodire in qualche modo la vita del nostro territorio, avendo cura anche di queste cose. Lì dove le cose nascono bisogna abituarsi anche a orientarle bene. Significa tenere gli occhi ben aperti, non aspettare siano gli altri a denunciare, ma farlo noi stessi per primi, laddove si assiste ad episodi criminali e ad atti vandalici. Quindi se c'è della gente che ha bisogno, se ci sono delle persone che hanno delle particolari fragilità e hanno bisogno di essere aiutate, noi siamo stati ben lieti di sostenerle, lo abbiamo dimostrato in tanti modi. Più che porgere l'altra guancia, quindi, il monito a non girarsi dall'altra parte per essere la mano che aiuta. È un fatto che chiede coraggio alla gente, che la gente abbia a cuore tutte le strutture notte e giorno della nostra vita, del nostro quartiere, della nostra realtà, in modo che il nostro quartiere possa essere sempre un po', sostenuto dalla passione di tutti. A Padova adesso per un incendio divampato all'alba di oggi. L'allarme è scattato all'alba nel deposito di stoccaggio rifiuti di Via della Navigazione Interna. Un incendio è divampato all'interno di una vasca di contenimento profonda circa 10 metri. Dentro si trovava anche il ragno meccanico che serve per prelevare i rifiuti e metterli nel carrello destinato ai forni. Immediato l'intervento dei pompieri che hanno raggiunto il deposito con 3 squadre, riuscendo immediatamente a domare le fiamme. Alle 10 del mattino il fumo aveva pervaso i locali. L'intervento di svuotamento della grande fossa è stato chiaro fin da subito, sarebbe stato impegnativo. I pompieri hanno lavorato tutto il giorno per liberare la vasca e bonificare tutta l'area. Per lo spegnimento delle fiamme è stato utilizzato anche un robottino cingolato. Il ragno meccanico è attivato da un operatore. Fortunatamente non ci sono stati feriti né intossicati. A quell'ora la linea era già attiva. Le cause dell'incendio sono ancora al vaglio. Ma è stata una mattinata di vera e propria mobilitazione a Padova. Verso mezzogiorno anche un allarme bomba. Una valigia e una sacca lasciate incustodite nell'area verde davanti all'Ikea di Via Venezia. La segnalazione di un passante intorno a mezzogiorno fa scattare immediatamente l'allarme bomba. Sul posto arrivano i carabinieri di Padova con gli artificieri del nucleo investigativo del reparto operativo. Grazie ad uno scanner e dopo aver interdetto l'area e bloccato il traffico, hanno verificato che all'interno non vi fosse nulla di pericoloso. Entrambe le borse sono risultate vuote. La situazione è tornata alla normalità dopo circa un'ora, riaperta la circolazione. La politica a Palazzo Balbi, conferenza stampa di fine anno del governatore Zaia che ha fatto il punto. In un filmato di pochi secondi riassunto l'impegno della Regione Veneto in questi 12 mesi, l'anno dei 2 cigni neri, la pandemia e le conseguenze legate al conflitto in Ucraina, le ripercussioni economiche ma anche quelle umanitarie con l'accoglienza dei profughi, 2.400 quelli ospitati negli hub regionali. Nelle immagini si susseguono poi i fondi stanziati in aiuto di imprese, giovani e disoccupati. In primo piano ancora tutto il capitolo legato all'autonomia che vede il Veneto capofila. Questo è il primo governo che
porta in manovra finanziaria un articolo, il 143 bis, che introduce finalmente l'obbligo di definire i LEP, i livelli essenziali delle prestazioni. Zaia che ha annunciato dal 20 gennaio l'avvio di quella che ha definito la grande operazione autonomia, che punta sull'analisi scientifica del processo e che sfocerà con l'apertura di un portale. Nuovo portale web dell'autonomia, uno spazio digitale moderno e aggiornato, presto disponibile all'indirizzo web autonomia.regione.veneto.it. Questa è la parte che mancava di tutto il progetto autonomia, agganciati a tutte le banche dati possibili e immaginabili con l'elaborazione. Ma il prossimo anno segnerà una nuova tappa di avvicinamento all'appuntamento con le Olimpiadi 2026, con le opere da cantierare. E a proposito di infrastrutture, il 2023 nelle intenzioni della Regione potrebbe vedere la chiusura della partita della Pedemontana, che registra nelle ultime settimane un aumento del traffico. Si aprirà l'innesto, io immagino a gennaio, Pedemontana più o meno a gennaio, l'innesto sulla A27, per giugno 2023 di annuncio che noi contiamo di aprire e inaugurare tutto il tratto finale, quindi arrivare fino a Montecchio. Il 2022 ha visto la Regione impegnata ancora in diverse emergenze sanitarie, West Nile, vaiolo delle scimmie e naturalmente Covid. 15.000 le persone che in Veneto hanno perso la vita a causa del virus. I morti per influenza hanno superato quelli di Covid. Per la prima volta c'è questa inversione di tendenza. Immaginiamo di aver scollinato la fase acuta sia per l'influenza che per il Covid. Sul fronte sanitario Zaia si appresta il 29 dicembre a tagliare il nastro del nuovo Policlinico Universitario di Treviso, dove quest'anno ha visto la luce la neonata facoltà di medicina. E poi c'è l'impegno che il governatore sottolinea essere massimo per trovare una soluzione per il centro di Misurina. Siamo assolutamente aperti a qualsiasi possibilità per aiutare ovviamente il Vescovo Solmi e tutto lo staff, perché Misurina non chiuda, però ricordo all'interno di una destinazione sanitaria. L'ultima parte di conferenza stampa è stata dedicata al ricordo dei veneti, giornalisti, imprenditori e rappresentanti della cultura che quest'anno sono venuti a mancare. Il grazie poi di Zaia al mondo dell'informazione per il servizio svolto, ribadito dal presidente dell'Ordine dei giornalisti e dal segretario regionale del sindacato giornalisti. La chiusura affidata ad un concerto sorpresa diretto dal maestro Diego Basso. Lezioni di sicurezza stradale ma anche di educazione civica ai migranti. Succede a Treviso. È stato un corso a 360 gradi, naturalmente abbiamo puntato soprattutto su quelle che sono le esigenze per gli ospiti della Casa Serena, quindi sapere come si devono comportare ad esempio nelle ore notturne, se devono mettere la pettorina, che tipo naturalmente di segnalazioni visive devono adottare quando guidano una bicicletta, però abbiamo allargato anche a quelle che sono le norme di comportamento in città. Non solo sicurezza stradale ma anche educazione civica nelle 20 ore di corso erogate dalla Polizia Locale di Treviso a 100 ospiti dell'ex caserma Serena, con tanto di esame finale e diploma. Una iniziativa di inclusione, la definisce lo stesso comandante della municipale Andrea Gallo, resa possibile anche dalla collaborazione con IPA, l'Associazione Internazionale di Polizia, Prefettura e la cooperativa Nova Facility. Un focus specifico è stato dedicato all'uso consapevole della bicicletta, il mezzo più utilizzato dagli ospiti della struttura, ma non l'unico. Abbiamo anche accennato ai monopattini, perché alcuni ospiti della caserma Serena naturalmente utilizzano questo mezzo importante, e purtroppo negli ultimi mesi ricordiamo che c'è stato proprio un incidente mortale ai danni di un ospite della Casa Serena che era a bordo di un monopattino, un mezzo estremamente importante perché è molto diffuso ma che è anche molto pericoloso in certe situazioni. Lezioni teoriche ma anche simulazioni pratiche e già si pensa alle prossime edizioni. È stato un servizio molto apprezzato, tant'è che la stessa prefettura ci ha dato il suo benestare per portare avanti questo progetto che speriamo poterlo comunque riproporre anche il prossimo anno. Un albero di Natale decisamente diverso dal solito è quello decorato, pensate, a meno 42 metri di profondità la piscina Y40 di Montegrotto Terme, la più profonda del mondo. L'abete ecologico è stato decorato dagli istruttori con luci a LED, circondato da pacchi regalo che solo i subacquei potranno raggiungere. Alla base ci sono anche le scatole di latta verdi contenenti panettoni dell'associazione Braccio di Ferro, la Onlus cittadina che sostiene i progetti dei bambini dell'hospice pediatrico di
di Padova. Un modo per festeggiare insieme il Natale, ha spiegato l'architetto ed ex presidente degli albergatori termali Emanuele Boaretto, ideatore e progettista della struttura da record, apportando gioia e speranza ai piccoli ospiti dell'hospice cittadino. Così dunque a Montegrotto, da non perdere. È tutto dal Veneto, vi lascio al meteo, buona serata. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Bentrovati al meteo. Weekend di Natale sempre con l'anticiclone, tempo stabile e clima mite. Vediamo insieme il dettaglio per la giornata della vigilia. Sul Veneto ancora presenza di nebbie e nubi basse, solo in parziale attenuazione nel pomeriggio, con possibile comparsa di alcune schiarite. Foschie maggiormente persistenti sui settori meridionali della nostra regione. Vediamo le temperature, saranno stazionarie, minime tra 2 e 5 gradi, massime invece comprese tra i 6 e i 9 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, cielo da nuvoloso a coperto, nebbie sulle vallate. Col passare delle ore non si escludono delle parentesi soleggiate. Temperature minime tra 3 e 10 gradi, massime sui 9-11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Prevalenza di sole, in questo caso solo con qualche annuvolamento, ma del tutto innocuo. Temperature minime intorno allo 0-2 gradi, massime sui 5-9 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.